Marica Minervino, una partita con Ariane Irpino che ha lasciato l'amaro in bocca, nonostante l'attenzione sulla loro struttura di squadra e soprattutto la loro preparazione dal punto di vista tattico. Sì, allora noi ci siamo preparate bene, come hai detto, e alla fine perdere di 2 punti è difficile stare lì a capire qual è stato il problema, perché 2 punti può capitare per una palla persa, un rimbalzo mancato, e quindi stare lì a capire poi qual è stato il motivo è molto difficile. Noi ci siamo preparati comunque bene. E al di là del risultato possiamo comunque essere contenti di come abbiamo affrontato la partita. La prossima partita con il Viterbo può essere considerata una partita per la salvezza. Sì, infatti è l'ultima occasione che abbiamo qui in casa di vederci di nuovo confermate, e sì, sperando che appunto ci dovremmo mettere tutto il nostro impegno e ce la faremo. Io credo benissimo in questa vittoria. L'umore della squadra con l'inserimento delle 2 nuove compagne e per affrontare un nuovo incontro importante. Le nostre nuove compagne Lella e Manuela ci stanno dando una mano molto importante, sia per quanto riguarda a livello proprio di spogliatoio, perché sono 2 persone bravissime, e anche a livello tattico ci stiamo trovando molto bene, la squadra sta girando e infatti siamo pronte anche per la prossima partita qui in casa. Cercheremo di mettere tutto il nostro impegno.